Mister, oggi una Nuorese diversa rispetto alle solite partite in casa in cui avete messo gli avversari lì nella loro area. Oggi poche occasioni da gol contro un'ottima squadra. Il San Cesario ha fatto la sua partita. Sì, complimenti a San Cesario perché ha fatto un'ottima partita. Io l'avevo vista domenica scorsa e non mi aveva destato questa gran bella impressione. Oggi invece ha fatto un'ottima partita. E l'opposto abbiamo fatto noi perché una settimana fa abbiamo fatto una bella partita a Roma contro la Lupo e oggi invece abbiamo fatto forse la partita più brutta da quando sono qua io. E le problematiche sono più di una, ma sicuramente ci è mancato un giocatore con le caratteristiche di Roberto davanti, di Cappai, perché non siamo riusciti a tenere palla più di tanto, siamo stati poco incisivi. Poche volte siamo andati in fase conclusiva, a parte qualche volta nel primo tempo, per cui sicuramente un giocatore con queste caratteristiche a noi occorre, oggi ne abbiamo sentito la mancanza. Da dove si riparte? Domenica c'è il derby con l'Arzachena che oggi insomma ha maldeggiato contro l'Aprilia. Non so ancora i risultati, ancora non li so. Non so, però a me interessa relativamente, noi dobbiamo cercare di ricompattarci tutti quanti, anche perché insomma ogni tanto può capitare una battuta d'arresto. Oggi mi sembra che l'ottava partita che abbiamo fatto è stata la prima sconfitta, però dobbiamo essere più bravi a non perdere il lume della ragione quando le cose non vanno tanto per la quale. Qui sicuramente dobbiamo migliorare, dobbiamo cercare di rimanere più lucidi quando le cose non vanno bene, perché quando le cose vanno bene tutto diventa molto semplice. Invece noi dobbiamo migliorare quando capiamo che le cose non vanno tanto per la quale.